Il Palagnelli oggi è stato spettatore del grande classico della pallavolo italiana tra la Zanetti Bergamo e l'Igor Gorgonzola Novara. Una partita dal sapore fraterno tra i due allenatori Stefano Lavarini e Daniele Turino, che sono cresciuti insieme sotto le ali della squadra rossoblù, conquistando insieme l'ultima Coppa Italia per Bergamo nel 2016. Il primo set lascia presagire che sarà una partita tirata, con la Zanetti che ribatte punto su punto, portandosi in vantaggio anche per buona parte del set. Le aspettative però sono disilluse per Bergamo, con Novara che nell'ultima parte di parziale cambia marcia e vince 25-20. L'1-0 della prima ripresa non scuote Saralode e compagne, che subiscono la furia di Herboz al servizio. 3 ace consecutivi per la schiacciatrice belga incanalano il set verso la vittoria delle piemontesi, che arriva poco dopo senza troppi problemi. Risultato finale 25-18. Il terzo parziale comincia in modo analogo al secondo, con Bergamo che non riesce a ribattere allo strapotere novarese dalla linea dei 9 metri. La squadra rossoblù tenta una reazione a metà set, aiutata da un calo di concentrazione di Chirichelle e compagne. Ma è troppo tardi, perché Novara chiude set e partita con il punteggio di 25-22. Britt Herboz è senza dubbio la migliore giocatrice della partita, con 17 punti conquistate. Ma in generale la prova di Novara è stata davvero convincente in tutti i fondamentali. Con questa vittoria la Igor sale a quota 34 in classifica, mentre la Zanetti Bergamo rimane impantanata nelle zone basse della classifica a quota 11 punti. Sì, penso che abbiamo espresso un buon gioco, abbiamo fatto bene le cose che dovevamo far bene, che ci eravamo dette in sala video di far bene. Alla fine penso che siamo arrivate un po' stanche, perché stiamo accusando un po' le tante partite, però ci siamo, abbiamo fatto vedere ottime cose, dobbiamo essere più lucide su alcune situazioni, ma brave.